La mia cittadina è mica Perugia. Tant'anni fa c'era più amicizia, eravamo giovani e anche un poco che ne avevamo, ma eravamo sempre contenti. Ci amusavamo anche un po' che nulla. Non c'era mica televisione, tanto. Ma c'erano le seratine, facevano le seratine, li bistro, e andavamo a bere là, andavamo. Voilà. È la delle più belle quando avevo 20 anni. Ho avuto la parte dell'armata, tanto c'era sempre il servizio militare, anche a sa. Giocavo a qualcosa, a mettere i giovani andavano una strada, perché li dicono ciò che li pare, ma giocavo a sa. E poi c'era a Zitellina, a 20 anni, si correva da una parte, si correva dall'altra, andavamo a ballare per questi paesi. C'è da regrettarla perché non c'è più alcuna urgenza a ciò che c'era tanto. Anche nulla ci amusiamo, oggi hanno tutto, vogliono tutto e subito. Non è mica lì, biraremo, se ne potremo fare o potremo comprare. No, no, ci vuole tutto e subito, perché non hanno mai abbastanza. E poi quando hanno tutto non gli basta mica, ci vuole altro a fare. Allora, invece che tanto non c'era tanto a fare e eravamo contenti. La Corsica è troppo bella, ma c'è una manza di affari che entra in gioco, c'è la gelosia, il più maggiore mangia sempre il giocolello. Il giocolello non può mica bere poi se più come maggiore, ma non può di nulla, non può fare nulla, che come maggiore copre. E così sono tutti questi che si occupano di noi alla sua maniera, ma per la sua stacca mica per la nostra. La vita è più cara che in Francia, tutto è più caro che in Francia e tutte le volte che lì ci sono la lezione, come si dice, ce ne siamo occupati, ma nulla un bene, è sempre più caro, di più che mi ricordo che li ci contano queste folle, perché sono folle che li ci contano. Questi giovani che li pure morire, che li campiano sperando, perché altri affari che li si può dire, che li abbiano la salute e bireranno ciò che da bene, sperando che la sarà meglio.